Ragazzi, tranne sul ring che si lavora sempre di K1, ora di là si lavora di Thai, quindi il clinch dura di più. 2 round di Thai e poi MMA. Via. Ah, via, sta lì. Allora, tu, qua, poi, tu, poi già devo fare sul primo quadrato. Paolo con lui, ah no, tu pure hai fatto fucinato con lui, Paolo ha fucinato con lui. E voglio vedere che schifo e ti muovi leggiato come una farfalla. E chi mi manca invece? 1, 2, 3, quindi chi che si è ricordato? Non ci fermare davanti. Non ci fermare davanti. Sì. Paolo. Sì. Voi due devono fare tutto. Voi due così. Via ragazzi, adesso c'è partito. Sto trovando il dai, che è senza gomito, quindi potete lavorare in 15 ore. Però si può andare a no, 15 si può continuare. Quando arrivate allo ostacolo, dividete, non capite quando continuare. E proprio dove non ho più. Sulla cosa. Vi ricordi se sono contato più largo? Bravo. Muoviti Ciccio, la prova del dolore. Non tenere la testa indietro. In avanti un po'. L'altro braccio alto, sempre. Se stai il destro, il sinistro qua deve stare, qui invece non cade. Muovi, più veloce. Alza la faccia, Stefano! Tu fai... Cazzo, se sei così, non tieni il suo corpo. Sei fatto chiudere, esci da lì, adesso! Destro, destra, destra. Oh, morto! Ti ha appena salvato la vita, perché invece di darti la ginocchiata non te l'ha data. Forza, vedi che combattere! Oh! Ok. Sapete il titolo? Qua, da ora in poi già si combatte di MMA. Quindi gli MMA fighter adesso possiamo combattere in qua e faccio combattere subito. Ciccio che si è riposato, io pure sono riposato. Tu non hai combattuto? Sì, però non continuo. Voi due? Vincenzo me lo si con incontrare. Vincenzo, visto che è voglioso di fare MMA, gli faccio fare un bel incontro con Marco sul ring. O l'hai già fatto? L'ha fatto. L'ha fatto. Io devo fare MMA. Uguale. Sì. Sì. Perché devi fare il caro? Vabbè, io c'ho una box leggera, non ti preoccupare. Però qua non mi ci fare male a vedere gareggiare. E tu vai con Vincenzo. Chi viene rimasto? Io. E tu c'hai combattuto? Sì. No, per Ciccio sì. E uno è giusto. Dopo Marco devo riposare. Ma di quanto? Sì, il primo round lo so. Però lì qua i guantini che poi ti serve. Non batte. Chi è? Tu aspetta, non lo faccio fare dopo. Poi dopo vi ricordate che fate Alessio, Alessandro e MMA.
si chiude per far stare i pugni. Qua un po' che te ne vai indietro invece di fermarti lì. Hai capito? E passo indietro. Alza la guardia. Quindi quando lo vedi con la testa a terra, scusate, non da dire, vai. Fallo tutto al fatto con lui, no? Guardia è alta. Guarda l'immagine, deve andare. Più veloci ste cose. Perché noi facciamo dare pure la mattina, quando voi siete a bravo Ciccio, forza Ciccio! Bella giusta! Perché no? E perché? Perché la guardia. Bella, bravo il Zero! Stop! Zero, giusto? Io non ce la faccio a prendere. Quindi è su, si scappa sempre. 10. Ti scarti. Poi, voi dovete ricordare. E mettete qua di già. Chi ha più voglia di combattere? Adesso lo sento ancora 50. Dal prossimo MMA col guantino. Me ne manca uno a mandare alla scuola. Alex, tu già ci sei salito, vero? Ti ho detto di riposarti, Ciccio, sono un bugiardo. Sorrido. Yeah. No. Sono troppo bugiardo. Compralo da Moso, da Reggio, costa 2 euro e ce l'hai sempre tu. Oh, ehi! Bravo, è uscito. Agganciati. Agganciati. Guarda il suo guarda. Ora un braccio va qua e l'altro bravo E passa indietro, scappa. Ah, ok, ritorna all'attacco. Non ti ci fermare troppo davanti. Fai il tuo attacco e te ne vai. se li sperano noi siamo un po' omosessuali. Va bene, ora prendo una mano. Mi piace solo la bravo. Però se sei già ai 30 del ciclo è complicato. Non può.
Paolo, 1 e 2, prima uno e poi l'altro sopra. Fai una cosa, riposati in più. Tu ti sei riposato di più, al prossimo round vai con me. Oggi buona fatta. Ok, allora i migliori da sempre voi due abbiamo combattuto? E una cosa dobbiamo fare per me. Niente, allora tu ti metti il guantino, Vincenzo te lo fai un altro, col guantino, con Alessandro. Ok. Io tu dicevo. Che onda tutto? Sì, la potenza. E suonate la campanella, io ragazzi. Quando è nell'angolo deve essere tu a uscire, non deve essere tu a lasciarlo. Babbo, lo sapevi? Hanno detto che sono ancora. Ce l'ho detto! Ok, devi dargli i bambini a lui. Ora è buono. Cioè è veloce. Sì, l'ho visto ancora mentre sapevo che c'era un Poi vabbè, sta male, però è veloce. E magari gli diamo 1000 punti senza staccare. Oppure mi scopri che è meglio andare. Ok. A che pochino adesso non basta per te? Tu Ciccio vai quando è venuto. Mi raccomando, non devo mangiare nada. Via.
te guarda che chi si è collato non tu fai quella si alza Però se mi intende non mi fa cadere la propria. no quando alzi io ho entrato non posso vedere anche se non la colpisce poi cellula non basta esatto se invece tu fai questo allora ti fa cadere ma se tu alzi andando avanti che col culo A parte che se il peso è sulla gramma, la sposta e basta. Io lo deve che lo faccio, io lo distraggo, ma tanto è una posizione e si sconcentrano. mi va bene Mi va bene, cazzo, mi va bene. l'importante è che sai come muoverti dopo Cioè questo sembra la stessa cosa, però lo capisco. però allora se no sono dove andare ancora non l'ho capito io si capisce che ci penso lei che prima non c'è stato tanto Usa questo lato. poi un'altra cosa che si può fare quando si calcia no? Papà se invece io mentre faccio questo tu la sposti tanto mi sembra un movimento guarda indietro non è un movimento e però meglio della destra perché tu la fai con l'attacco se invece vai indietro non arriva il primo arriva il secondo Perché sembra per questo motivo si gira e non solo la prima di modo per questo motivo adesso non me la invece se quando tu mi dai il primo io esco fuori io continuo a lavorare quindi se ne capisce girare e schivare rispetto ad andare indietro chiari se hai imparato questa cosa della moto del cartone grazie avete visto Fight One ora faranno vedere i combattimenti di MMA Fight One è la federazione dove siamo affiliati noi già siamo su Italia 1 alla classe A ok poi si passa alla classe C dopo 3 incontri si passa dopo 5 incontri vinti si passa in classe B dopo 10 incontri o magari a livello nazionale vinti si passa in classe A e già si è su Italia 1 quindi se non concentrate per maggio e giugno ci facciamo un bel MMA light e iniziamo a capire un momentino fare qualcosa di serio ok, che vanno avanti ieri erano che hanno fatto l'incontro di MMA solo uno tu due tu solo uno tu due no uno e due là e poi avete combattuto in MMA insieme tu con chi non avete fatto MMA? Con lui con lui ah, come si deve tu senza dire mi dispiace buona vabbè fino a quando va bene allora ti fai mezzo round tu e mezzo round va bene vi cambiate qua via Marco hai finito però Marco Susanini. che dire chi è il surgista Ha fatto buono. com'è andato? oggi non lo potevo seguire È un po' si scivola troppo, quindi non poteva essere veloce. ah siamo diventati ah peggio perché qua è liscio ah era con la sopra Ma già dal primo round. dovevamo aprire la porta ma infatti Fortunato. giusto adesso invece di andare da solo cioè io gli piace montare che mi ha portato a tutto ragazzi abbiamo camellato che film hanno fatto? Sto 25 anni
Matteo, mi dia un braccio dalla parte del collo e ti fa la ghigliottina. Vedi, la guardia e ghigliottina. Guarda questa guardia, bravo Alessandro. Occhio. Giusto, bravo. Non te lo fai bloccare per me. Col gomito, spingi a terra. Guarda a te. Bravo, giusto, giusto. Spingi la faccia a terra e guarda su. E che non posso andare a comandare, va? Dai che si dice. No, stai giù, sei tanto non bravo a tirare. Col braccio destro, leva di nuovo. No. Vai.